Va bene, riprende la terza parte della trasmissione. Stiamo parlando di salute mentale, organizzazione dei servizi, criticità e prospettive. Abbiamo sentito il dottor Righetti che ha fatto un intervento molto critico nei confronti dell'aziendalizzazione del sistema della salute mentale, l'introduzione del mercato, dei criteri di mercato, dei criteri di costo. Volevo un po' tradurre questa critica rispetto a come poi l'aziendalizzazione si è concretamente, cosa ha significato concretamente per quanto riguarda i percorsi di cura per la malattia mentale. Mi Beh, sembra che il dottor Puglia voleva appunto fare un riferimento alla, certo, se a Basaglia. posso, sì, infatti io facevo un riferimento a Basaglia per dire che quello di cui si è occupato Basaglia è stato fin da subito messo di fronte all'alternativa, se era più importante la malattia o il malato, la sua risposta fu il malato, decisamente. Questa fu la sua affermazione importante nel vecchio documentario fatto dal grande Sergio Zavoli, I giardini di Adele, in cui nacque l'idea sostanzialmente del superamento reale del manicomio di Gorizia, il primo manicomio che ha visto abbattere dei muri. Perché dico questo? Allora, l'aziendalizzazione è stato un disastro perché invece di inventare, come dire, la possibilità di seguire le persone rispetto alle loro esigenze, ai loro bisogni e ai loro desideri, perché si realizzassero nel mondo, ha cominciato a remunerare le prestazioni. Se tu fai un certo numero di prestazioni, il tuo servizio funziona. Una collega psichiatra di Torino, che ho incontrato a Venezia casualmente, che si è dimessa dal suo servizio quando le hanno detto che doveva assolutamente fare almeno 4 visite all'ora, perché questa è l'aziendalizzazione che si è realizzata per la salute mentale. E nella salute mentale, questo è nel servizio di salute mentale di Torino, dove tra l'altro il direttore di questo servizio è tutt'altro che una persona, tra virgolette, di destra, tanto per intenderci. Comunque questo è successo lì, da quelle parti. Allora, il problema di fondo è rappresentato proprio dal fatto che se tu decidi che ciò che conta è la prestazione documentata, asseverata da tutta la documentazione riferita alla medicina fondata sulle evidenze. Se questo trattamento che fai funziona, benissimo, ma siccome molto spesso non funziona, questo diventa una colpa della persona che ha subito questo trattamento e ha deciso di non riuscire a essere una responder al trattamento. Questo sta succedendo nel Veneto in modo concreto, perché se non fosse così non si creerebbero i manicomi per le persone sopra i 45 anni considerate già croniche, a quel punto incapaci quindi di rispondere adeguatamente ai servizi. Quello che si sta realizzando nel Veneto è che si stanno costruendo manicomietti, addirittura in sedi che erano manicomiali a suo tempo, perché il problema reale è che quando a un certo punto non hai più la risposta adeguata della persona a un trattamento, e questi trattamenti non sono quasi mai completamente efficaci, perché una medicina basata sulle evidenze dovrebbe prevedere che tu conoscessi davvero la malattia e non riuscissi, quindi non fossi costretto a chiamarla solo disturbo, come succede in tutti i manuali. E allora questo succede, allora si realizzano questi piccoli manicomi. In più, costruisci una situazione in cui lo psichiatra, come ai tempi appunto del manicomio, invece di essere presente sul territorio, di conoscere la persona nel suo contesto, di conoscere la famiglia nella quale si produce il malessere, non per colpa della famiglia, per una serie di motivi che sono evidentemente molto da indagare, da studiare. Bisogna essere presenti, ecco, in qualche modo, dentro le case delle persone, deve esserci una salute mentale di prossimità. Se non c'è questo, cosa succede? Che tu psichiatra
sei già in un numero ridotto, sono poche le persone, non hai servizi sul territorio perché si chiudono i centri di salute mentale a mezzogiorno, se ci sono. Cosa fai? Una psichiatria di attesa, che era quella del manicomio. Ti arriva la persona in diagnosi e cura, in crisi, perché non può, e non capisci la crisi da dove nasca. E allora, le conseguenze di queste cose sono evidenti nei provvedimenti legislativi della Regione Veneto, che sono da una parte i manicomienti e dall'altra le contenzioni fisiche che sono rese accettabili dalle documentazioni che dovrebbero teoricamente dichiarare che bisogna superarle, ma invece i protocolli per il superamento delle contenzioni fisiche, che sono le legature ai letti, da cui derivano anche dei morti, come sappiamo, ecco, quelle conseguenze lì sono evidentemente legate al fatto che tu della persona non sai nulla, sai soltanto la sua crisi che cos'è, sai soltanto la sua espressione del malessere. Allora, tanto un comportamento, ma anche un vissuto, non nasce nel deserto, nasce dentro un contesto. Se tu di questo contesto, se non sei nel presente nel territorio, non sei capace di fare un'indagine nel territorio, in questo contesto non hai nessuna contezza, e allora le persone diventano semplicemente sintomi sui quali devi intervenire. Allora, l'intervento sui sintomi o è farmacologico, o è contentivo, o contenitivo, o è cognitivo-comportamentale nella migliore delle ipotesi, ma non basta evidentemente il trattamento cognitivo-comportamentale. Volevo capire, scusate un attimo, perché voi avete parlato di medicina basata sull'evidenza, qual è la vostra posizione? Perché a me il fatto che ci siano delle pratiche che sono utilizzate, che hanno delle evidenze scientifiche, cioè che sono state provate, che hanno dei protocolli e che si vede che funzionano, mi sembra una garanzia, mi sembra che devono essere utilizzate. Piuttosto il problema è che non vengono fatte, che non ci stanno le persone per farle, ma non che non vanno bene. Ma perché chiedo scusa, ma allora, io non sto dicendo che le cose non vanno bene, io sto dicendo solo che la dimostrazione della loro scarsa efficacia è rappresentata dalla produzione di cronicità e dalla produzione di persone che a un certo punto sono destinate a finire in luoghi di nuova istituzionalizzazione. Allora, per esempio, per dire, le pratiche di inserimento nel lavoro più avanzate richiedono che la persona sia d'accordo sul fatto che deve entrare al lavoro. Per esempio, la persona che invece non è contenta di darsi da fare per cercarsi un lavoro non è un terreno favorevole per fare questo tipo di per seguire questo tipo di procedure. Allora ci sono sempre le persone, gli scarti, per così dire, di questo tipo di trattamenti, perché se tu li pensi solo come trattamenti succede così. Se tu pensi che per esempio fare musica insieme debba essere musicoterapia, andare a teatro debba essere teatro-terapia, se tu pensi tutte queste cose, se questi trattamenti funzionano, la ULSS te li riconosce, tra l'altro l'aziendalizzazione, se no, se tu le fai perché semplicemente hai deciso che una persona che ha delle capacità, per esempio anche di espressione teatrale, debba essere inserita possibilmente dentro un gruppo teatrale normale, se no fai, non funziona questa cosa. Cioè, non so se riesco a spiegarmi rispetto a questo. Io credo che come si fa a parlare di medicina basata sulle evidenze di fronte a malattie che non sono definite in modo preciso? Allora, la medicina basata sulle evidenze di fronte a un diabete, per esempio, dimostra che il diabete viene trattato adeguatamente. La medicina basata sulle evidenze rispetto a un tumore è abbastanza evidente rispetto al risultato. Ma qual è il risultato di una medicina basata sulle evidenze in cui c'è una riduzione semplicemente dei sintomi? Non è questa ci sono degli indicatori, ci sono dei test, ci sono dei questionari che fanno i soggetti prima e dopo la cura, ci sono, che sia statisticamente difficile lavorare con dei percorsi
o con, per esempio, il problema della psicoterapia. Come facciamo a valutare la psicoterapia? Non è la stessa cosa che dargli la pillola e il placebo. C'ho due gruppi, a uno gli do la pillola, all'altro gli do il placebo, vedo che efficacia ha quella particolare pillola. Ma la psicoterapia è molto più difficile, ma questo non significa dire che la psicoterapia non funziona, e ci sono dei percorsi psicoterapici. No, non ho capito? detto questo, Io però non mi sono cioè, spiegato, io non ho detto questo, io ho detto che molto spesso un trattamento di tipo medico o di tipo psicologico standardizzato può non funzionare molto spesso. Allora il problema è che la sofferenza mentale, lo star male, non è soltanto un fatto biologico, non è soltanto un fatto psicologico, è un fatto biopsicosociale. Allora, se tu riesci ad affrontare la cosa in modo tale da ridurre, per esempio, il malessere di una persona, con questo hai già ottenuto dei risultati rispetto a ciò che devi fare. Ma bisogna che la persona abbia dei punti di riferimento stabili che potranno seguirlo anche se necessario per tutta la vita, cosa che in questa regione non è più, perché dopo i 65 anni una persona non è più da seguire a livello di dipartimento di salute mentale perché è diventato un anziano, per esempio. Queste sono le cose che succedono nel Veneto. Diventa un anziano, non è più da seguire dal punto di vista psichiatrico, se non nelle strutture dell'anziano. Cioè, sono tutta una serie di cose che stanno accadendo, che sono veramente pericolose. Cioè, sono pericolose per le persone che possono star male, che siamo tutti noi. Questo è quello che stavo cercando di dire, forse non sono stato chiaro, mi dispiace. Ma la medicina basata sulle evidenze è una medicina che si basa sulle evidenze quando è chiaro qual è la malattia della quale si occupa. E siccome la malattia non è definita in modo preciso, non è definibile in modo preciso, c'era persino Bloyer, che si è inventato la schizofrenia come termine, diceva che non esisteva la schizofrenia, ma che esistevano gli schizofrenici. Allora il problema è che ogni persona ha bisogno di un trattamento adeguato, che significhi disegnare un abito su misura per quella persona. Se tu hai delle procedure standardizzate, quelle potranno funzionare per un numero limitatissimo di persone. Mi aggancio a questo discorso di Guido, no? Voglio dire, sull'abito su misura, no? Pensando al discorso che facevo prima, ribadendolo, no? Anche come sindacato. Cioè, ci devono essere delle strutture adeguate ai bisogni della popolazione e del personale adeguato per poter svolgere, voglio dire, un programma educativo adeguato, nel senso anche sia numericamente che come informazione, devono essere fatte delle attività di ricerca. Io vi cito uno studio che ha fatto un collega bolognese anni fa, che si chiedeva quale deve essere il numero, voglio dire, di pazienti in carico a uno psichiatra del servizio pubblico. Abbati si chiamava questo collega. E lui diceva devono essere circa 100 pazienti, perché se sono di più non riesce a seguirli adeguatamente. Allora io, parlando con dei colleghi, qui c'è chi ne ha 200, chi 300, eccetera. Come si fa a seguire una massa di pazienti così estesa? A questo dato, voglio dire, si aggiunge, voglio dire, dei numeri, ma questo vale per i medici, vale per i psicologi, vale per gli infermieri, eccetera, eccetera. A questo dato si aggiunge anche la frustrazione dell'operatore, che, voglio dire, si trova in una condizione dove c'è una massa di lavoro che è molto superiore a quella che c'era anni fa e con un numero molto inferiore di personale. Per cui le cure adeguate, giustissimo un discorso culturale, perché anche quello è molto importante, un discorso di formazione degli operatori, ma ci devono essere anche strutture e personale adeguato. Questo noi insistiamo da anni come sindacato, perché altrimenti, voglio dire, cioè, non si riesce a fare. Poi non è l'unico problema, condivido, però è un grosso problema. La mancanza di personale è un grossissimo problema. Sì, io volevo ribadire che però ci sono dei percorsi di cura che sono di cui c'è una provata efficacia. La dialectical behavior therapy della Marshall Linehan, ci sono molti di corsi che vengono fatti e viene seguita e ha un buon successo. Che poi non riesca a funzionare con tutti, questo è un altro discorso, ma che funzioni e che abbia funzionato per molte persone e che sia bene implementare questa terapia, ma anche
ci sono tanti percorsi di riabilitativi che funzionano ed è bene che vengano conosciuti, è bene che appunto ci siano dei formatori che li conoscano e che li pratichino. Insomma, ci sono le scuole di formazione per questo, insomma, questo... Scusate, posso dire una cosa piccolina? Certo. 150 anni fa circa, Messner e Gassner avevano diffuso in tutta Europa il metodo magnetico, il magnetismo animale, la bacchetta di rame. Tanti credevano che quella fosse la cura ed era un'evidenza based medicine al punto tale. No. C'è stato Benjamin Franklin, che è stato chiamato da Luigi XVI. Ho appena letto il libro sul placebo del dottor De Benedetti, che lo cita Messner, per dire che non era efficace. Ed è stata una prova statistica. Hanno fatto una prova, hanno chiamato i più esperti luminari dell'epoca e hanno verificato che Messner era un cialtrone. Lei mi sta citando proprio, ma questo non significa che non si possa provare che ci sono delle terapie efficaci. No. Io voglio soltanto dire, intanto Messner e Gassner già li resero e li scoprirono come cialtroni allora, infatti li sono corsi dietro, ma insomma, detto questo, insomma, va anche meditato il fatto che la maggior parte di quelli che prendono antidepressivi non sanno che l'antidepressivo ha prevalente effetto placebo, ovvero sia, ecco, quindi va bene, questo il discorso sui farmaci è un discorsone, dottor Righetti, se vuole la invito per un'altra trasmissione. Però fortunatamente dico che negli antidepressivi l'effetto placebo è pari all'effetto terapeutico, quindi non ci sono grandi distinzioni fra l'effetto placebo e l'effetto terapeutico, forché un effetto particolare che sono i 2 miliardi di euro di fatturato solo in Italia hanno, e più tutti quelli che hanno negli altri paesi, che quello non è un effetto placebo, è un effetto piuttosto interessante. Naturalmente molto di più di quanto prendeva Messner e Gassner, che pare che la facessero anche in un modo beneficente. Il problema qual è? Allora, noi sappiamo benissimo, dal punto di vista prognostico, cioè di che cosa ci possiamo aspettare in una situazione di franca malattia mentale, quali sono gli elementi che permettono la favorevole prognosi di questa persona. Sono esattamente 3: il lavoro, la casa o l'habitat e l'affettività, ovvero la formazione, l'istruzione e la complicità amichevole con le persone. Punto. Lo sappiamo. Non è che lo sappiamo perché siamo degli anabattisti, lo sappiamo perché ci sono prove provate, straprovate, continuate a provare, da Anthony alla Farkas, dagli americani, da Palo Alto. Sono anni che va avanti questa vicenda, ma anni e anni. E quelle sono le evidence-based medicine, prognostiche, che sono diverse ovviamente per quello che riguarda invece una malattia come il tumore o la sclerosi multipla o la sclerosi laterale amiotrofica. Ci sono altre malattie che invece non hanno questa prognosticità, hanno una perfezione maggiore dal punto di vista diagnostico, sappiamo perché e per come, e quindi abbiamo la possibilità di eliminarla, di cambiarne i connotati, perché le malattie croniche, che hanno anche un problema molto spesso genetico e quindi una turba genetica o un cambiamento di un paio di geni che causano un funzionamento particolare di quella persona. Pur tuttavia, nelle malattie croniche, gli elementi fondamentali che determinano una prognosi positiva, ovvero sia non è guarigione, ma è cura, e quindi il guadagno di una qualità di vita accettabile e di una sopravvivenza più o meno pari a quella degli altri che non hanno la malattia o il disturbo mentale o il disturbo importante mentale. Ecco, questo lo si sa già, lo si sa benissimo, non è che lo si sa bene,
Bene è poco, perché lo sappiamo benissimo, lo sappiamo addirittura anche in termini interpretativi, al punto tale che quando Einstein, quindi fortunatamente, Einstein, per fortuna gli fece quella domanda lì, quando Einstein chiese a Freud che cos'è la salute mentale, se voi provate a fare questa domanda a chiunque dei vostri familiari, dei tecnici che conoscete, dei medici aspiranti attori, tutto quello che volete, voi glielo chiedete e voi non riceverete una risposta. Io lo so benissimo. Se voi chiedete cosa è la salute mentale, non riceverete risposte. O ci riceverete risposte, benessere, o le più varie, anche le più bizzarre, anche le più simpatiche, anche tante, ma non c'entra niente con le evidenze. Questa cosa la chiese Einstein a Freud, e Freud, che era una persona seria, gli rispose. E gli rispose che la salute mentale è Leben und Arbeiten. Vi lascio a voi. Amare e lavorare. Ecco, quindi già molto tempo fa era chiaro che l'affettività qualcosa c'entrava e che il lavoro era una cosa seria, e questo l'avevano capito anche quei poveri coglioni che ci hanno fatto la Costituzione, che l'hanno messo all'articolo 1. Allora, se poi questo diventa un criterio prognostico, mi volete spiegare per quale ragione noi siamo ancora qui a fare il giochino dei 10 punti che l'amico simpatico che lavora, vabbè, lasciamo perdere, insomma, ne abbiamo tantissimo, le 20 rappresentazioni della Safir, abbiamo una quantità, fortunatamente, è tutta ricchezza. Che ci sia dell'ottimismo in una situazione che toglie la vita, perché il disturbo mentale fa soffrire realmente, è reale. Ecco, qualsiasi cosa che questo mitighi, compreso anche i farmaci, secondo me va bene. Ma non sono evidenze prognostiche, sono evidenze di una diagnosi, di un epistema debole. Non abbiamo un'interpretazione perfettamente tale per cui sappiamo che in quel modo colpiamo quella vicenda. Sì, certo, la malattia mentale è biopsicosociale, però curare il bio è difficile. Curare il psico non è facile. Perché? Perché il psico porta con sé la intersoggettività. E l'intersoggettività è un'expertise. Non è vero che l'intersoggettività è che andiamo a brasson nu che stiamo tutti bene. Costa fatica. Comporta la capacità di stare davanti a un altro e guardarlo con rispetto negli occhi. Va bene? L'intersoggettività non è uno scherzetto. E la relazione d'oggetto, il lavoro, l'ambiente, l'habitat, non è una cosa fantasiosa, è una cosa difficile. E il fatto che si investa su questo è il nostro compito, come operatori della salute mentale, è il nostro compito. Il nostro compito è dare delle prognosi favorevoli ai nostri pazienti, anche al peggiore di essi. Come facciamo a dare delle prognosi favorevoli? Lo sappiamo di certo. Perché non lo facciamo? Il budget di salute serviva solo a questo. Serviva a trovare il modo di dare dei percorsi lavorativi alle persone, occupativi e lavorativi. Serviva a dare dei percorsi di habitat qualitativo. Serviva a fare in modo che questa persona potesse far parte della compagine sociale. E quindi il problema affettivo, perché senza affettività non c'è apprendimento. Anche questa storia qui che l'apprendimento va per conto suo, va bene, se vuoi fare il ragioniere va bene, ma non esiste questa cosa qua, se non ci rendiamo conto. Io mi accaloro perché veramente... Si accalora, io sto cominciando a capire un po' meglio come
Qual è il suo pensiero? Allora, Sentite, io volevo farvi un'ultima domanda a chiusura, perché non so nemmeno se abbiamo pure sforato un po' il tempo, a mo' di battuta, perché però è una cosa che mi interessava capire. Io come familiare mi trovo spesso in situazioni in cui quando si parla di salute mentale ci sono degli schieramenti politici, c'è la salute mentale di destra e di sinistra, e non sempre ne capisco le ragioni, ecco. Secondo voi esiste quindi una cura di sinistra o una cura di destra? Non è più, è così difficile poter dire quella terapia, quella cura funziona, quella no, e scegliamo di fare questo piuttosto che fare quest'altro. Se riuscite a darmi una risposta breve, chi vuole rispondere? Grazie. Ma non esiste una cura di destra e una cura di sinistra. Esiste una cura come presa in carico e quindi un prendersi cura, ed esiste un modo di oggettivare l'altro rendendolo esclusivamente un paziente che non è titolare del suo percorso di cura. Queste sono le due alternative. Se poi vogliamo chiamarle di destra o di sinistra, fate pure, ma non c'entra niente. Secondo me la cosa fondamentale è il rispetto per la persona, che anche quello è previsto all'interno dell'articolo 32 della Costituzione, che tra l'altro prevederebbe che le persone, per esempio, non venissero certamente messe nelle condizioni di non essere rispettate e quindi certamente, per esempio, contenute fisicamente, come succede nell'80% dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura di questo paese e in quasi tutti quelli del Veneto. Quindi, per esempio, tanto per dire, se non c'è rispetto nei confronti dell'altro, io credo che nessuna cura è possibile. Se non c'è libertà, nessuna cura è possibile, perché se tu pensi di sapere qualcosa dell'altro solo perché lo metti in una gabbia, oppure lo istituzionalizzi, lo fai stare male e basta, perché in realtà sappiamo bene che cosa vuol dire essere istituzionalizzato. Cioè, basterebbe anche che ognuno di noi provasse a mettersi ogni tanto nei panni delle persone che sono confinate in luoghi dai quali non possono uscire, non possono, devono chiedere il permesso anche le comunità terapeutiche, per dire, nelle quali non hanno nessuna titolarità per decidere, per esempio, se che cosa devono mangiare a pranzo, a cena, che cosa devono comprarsi, come devono vestirsi, qual è il loro compagno di stanza. Queste sono cose, ogni istituzionalizzazione non rispetta la persona per la sua concreta individualità. Queste sono le cose fondamentali. Allora, esiste una cura che significa prendersi cura della persona per quello che lei è e non per quello che vorremmo che fosse. Esiste invece un trattamento, e il trattamento è un qualche cosa che molto spesso prescinde totalmente dal fatto che abbiamo davanti a noi un soggetto che è pieno di diritti e non è una persona a cui somministrare semplicemente le nostre cure. Queste sono le due differenze che vedo. Va bene, Sì, se posso aggiungere una cosa, ecco, io non sono psichiatra, quindi non sono una clinica nell'ambito, però posso dire che quello che ha detto il dottor Pullia adesso, comunque, se è assolutamente valido in questo ambito, è valido comunque per qualsiasi patologia. Cioè noi sappiamo che anche per le patologie più oggettive il rapporto con il terapeuta è fondamentale, anche lì il successo del trattamento è anche legato, e anche questo, e qua sì c'è evidence-based medicine, il successo è anche legato a questo, proprio al tipo di relazione, anche lì esiste un aspetto relazionale, forse ripeto meno fondante, meno ovviamente importante rispetto alla patologia, al disagio psichico, però è una cosa che accomuna da questo punto di vista tutti i pazienti, tutti coloro che soffrono, che hanno un problema, insomma. E anche noi che poi, insomma, perché sani sappiamo che non ce n'è nessuno, prima o poi ci tocca a tutti fare lo stesso, passare di ruolo in ruolo, cioè non esiste, cioè credo che sia proprio connaturato dall'essere umano, ecco, per chiudere in maniera un po' più... Allora, grazie. Scusa Anna, io volevo ricordare allora, prima di chiudere, del nostro appello come
Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica. L'appello appunto per la salute mentale è visibile sulla pagina Facebook del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana. Lì può essere presa visione dell'appello, e se qualcuno vuole aderire può inviare una mail all'indirizzo mov.sanita.ve@gmail.com, oppure se, come mi dicevi, Sì, anche se presso volete scrivere a Solo un salto e la ragione @gmail.com, io vi giro l'appello e così potete decidere appunto di leggerlo e decidere di firmarlo. Solo un salto e la ragione, tutta una parola, @gmail.com, che è appunto la nostra trasmissione. Io ringrazio molto i partecipanti, ringrazio la dottoressa Maria Pinarizzo, il dottor Tiberio Monari, il dottor Guido Pullia, il dottor Angelo Righetti per questa chiacchierata, questo incontro molto vivace secondo me, con tanti spunti, e vi do appuntamento tra 2 settimane per la prossima puntata. Arrivederci.